Loro a gustarsi il film, il loro cane che abbaiava rinchiuso nel bagagliaio dell'auto nel parcheggio della multisala. Un tempo troppo lungo, un paio di ore, incompatibile con qualsiasi condizione di benessere per l'animale. Per questo i carabinieri della stazione di Bassano del Grappa hanno denunciato due coniugi, entrambi pensionati e residenti a Romano de Zelino, per il reato di abbandono di animale. L'intervento risale al 23 aprile scorso, quando i militari sono stati chiamati a verificare una situazione sospetta. Una volta sul posto hanno accertato che il cane era stato lasciato incustodito nel vano posteriore dell'auto, con i finestrini chiusi e in condizioni definite incompatibili con la sua natura. Una situazione di forte disagio e stress per l'animale, rimasto rinchiuso per tutta la durata della proiezione. Dopo gli accertamenti è scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica. Il caso ripropone l'attenzione sul rispetto degli animali e sulle responsabilità dei proprietari, soprattutto con l'arrivo della stagione più calda.